una cosa solo per chiarezza, perché forse prima in alcune cose abbiamo peccato nell'introduzione, no? C'è un discorso fondamentale, cioè già questa base qua, che è il poligono sperimentale più grosso d'Europa, è inserito in tutta una serie di attività per cui sono legate anche a quello che succede alla loro decima, a quello che succede negli altri poligoni, no? Per cui sostanzialmente molto spesso ci troviamo gli aerei che decollano al decimo che passano qua tranquillamente. È difficile per una struttura di quel tipo determinarla territorialmente, no? Un aeroporto è naturale, gli aerei non rimangono lì. Ora, quello che succede però in questo caso è che viene riqualificata l'attività di tutto il poligono sostanzialmente, per cui è un salto di qualità. Cioè contestualmente alla creazione di questo aeroporto, quello che succede è che praticamente il poligono si privatizza. Il poligono si privatizza e questo avviene con investimenti privati ovviamente, perché sennò non avrebbe senso che si privatizza. Viene a gestire il territorio direttamente qualcuno che fa parte delle multinazionali di armi. Quindi questo cambia un po' le carte in tavola rispetto a quello che c'è stato fino adesso. Questo avviene nel totale consenso di tutte le istituzioni che ci sono, dalle istituzioni locali alle istituzioni nazionali. Ora noi ci troviamo ad avere una situazione di un territorio molto delicato da questo punto di vista, che è esattamente quello dove ci sono le grotte, dove si realizza un qualche cosa che comunque trascende questo aspetto del territorio e basta, e ci coinvolge direttamente anche rispetto a quello che viviamo nei paesi, perché comporta un qualche cosa che comporterà per i prossimi 30-40 anni le linee di sviluppo che prende questo territorio. Quindi a prescindere adesso dalla grotta, che è un bene preziosissimo, bellissimo, è un qualche cosa che coinvolge molto oltre il singolo aspetto dei 2 km 300 della pista, perché è un salto di qualità. La realizzazione di questa pista comporta molto di più di quello che effettivamente è, ed è comunque pesante, perché poi le acque abbiamo visto che finiscono in tutta la zona, le acque di quella che abbiamo visto. Quindi è difficile vedere il legame di queste cose. Ma c'è già la firma, vero, per la costruzione dell'aeroporto? È stata già autorizzata, c'è il consenso di tutte le varie autorità, cioè è autorizzato, il lavoro potrebbe iniziare tranquillamente, ha avuto tutte le autorizzazioni nel caso e per di più ha avuto anche l'appoggio, la spinta da parte degli enti locali, perché c'era stato un periodo che c'era stata una sorta di polemica tra la Regione Sardegna e lo Stato nazionale, perché praticamente si chiedeva che a un certo primo periodo ha tentato di barattare la costruzione del porto e l'ampliamento del PIS con la dismissione di Teulale. Dopodiché si è dichiarato contrario anche all'ampliamento del PIS. E per un certo momento c'è stato questo stallo che è stato sorpassato dalle autorità militari ampliando la superficie della pista. Perché? In un primo momento avevano una pista progettata per 1500 metri più 150 metri, 150 metri da una parte e dall'altra, che faceva 1800 e avevano bisogno di un'autorizzazione regionale. Dovendo scavalcare il parere della regione, hanno aumentato la pista, l'hanno fatta diventare di interesse nazionale e il parere vincolante veniva espresso a Roma direttamente, saltando dei passaggi. E quindi hanno scavalcato questo problema semplicemente aumentando. Quando poi quest'anno c'è stato un po' di... allora, c'è questo, è difficile pensare di aumentare le attività del poligono di Quirra senza andare a toccare minimamente tutto quello che c'è stato come polemica rispetto alla situazione sanitaria. Per cui loro stanno anche cercando di pararsi le mani e di dire comunque che va tutto bene. Quindi hanno creato una commissione ad hoc, hanno cercato di costruire il consenso per l'ampliamento. Nel fare questo, nel momento in cui c'era questa polemica con le autorità regionali, hanno anche spinto le autorità locali a esprimersi, quindi a chiedere che venisse realizzato l'ampliamento. Ed è tipo, adesso io non mi ricordo precisamente il momento in cui è successo, ma pochi mesi fa il sindaco di Villatuzzo con quello di Perdosa, prima una, poi l'altro, poi insieme, sono andati a chiedere che questo ampliamento venisse realizzato. Ma allora lui addirittura sono cittadini che non hanno dato nessun tipo di autorizzazione? Perché lui conferma questo.
Io non sono... Ma forse perché nessuno gliel'ha chiesto. No, gli è stato chiesto. No, nessuno gli ha chiesto l'autorizzazione. Però di fatto il sindaco... Che non deve dare nessuna autorizzazione, che autorizzazione deve dare? Non deve donare manco sul presidente della regione. Però lui nelle sue, cioè lui perlomeno che io ricordi che Era successo così. questo anni fa, che a un certo punto quando hanno chiesto le autorizzazioni paesaggistiche, le hanno chieste alla provincia di Modena, quello è territorio contesto, Sì. e l'autorizzazione paesaggistica le chiede la provincia di Modena. Allora il comune di Villapuzzo disse no, quello è territorio nostro, le autorizzazioni paesaggistiche spettano a noi e noi ci opponiamo. Era una sorta di contrattazione, che però è stata scavalcata nel tempo anche questo aspetto. Perché? Perché l'ultima presa di posizione è stata quella di quando sono andati con la Russa, il sindaco di Villapuzzo e il sindaco di Perpes insieme, a chiedere che venisse realizzato questo ampliamento e che venisse fatto anche in fretta, ma l'hanno fatto i parlamentari del PD, l'hanno fatto tantissime istituzioni. Ma noi questo, tutto sommato, ci riguarda fino a un certo punto, perché non è lì che si decide, non è lì che stanno gli interessi. Certo è fastidioso che una persona che dovrebbe tutelare i tuoi interessi non lo faccia, però gli interessi sono molto più vasti. Sono gli interessi di meccanica, sostanzialmente di altre industrie di armi, che hanno interesse a livello planetario. Quindi capito, andare a attaccare il sindaco sì, si può fare, è anche giusto farlo, perché comunque dovrebbe tutelare al posto che fare gli interessi di chi viene da fuori. Però rispetto a questi interessi enormi è come appuntarsi proprio al primo gradino dell'anello. Ora, quello che penso io è che questi si fanno un calcolo economico, sostanzialmente. E quindi bisognerebbe cercare quantomeno di fargli capire che l'investimento è un rischio, nel senso che sì, tu potresti anche riuscire comunque a devastare il territorio e a farti la pista, ma comunque da prima che inizi i lavori, che in tutto il tempo che questa pista durerà, chi vive sul territorio ti darà dei problemi, il maggior numero di problemi che ti riesco a creare te li crei. Tanto dico qua che lo prendo passatempo, perché mi stanno devastando tutto.